Ma in riferimento all'indagine io ho un avviso di garanzia che risale a fatti del 2006-2007 che posso tranquillamente smentire e rispondere all'autorità inquirente. In questa intervista realizzata nel 2019, Graziano Teso era stato indagato a piede libero. Dopo 4 anni l'ex sindaco di Eraclea certo non si aspettava di essere arrestato. Teso, che ora si trova in carcere a Venezia, detiene 2 primati, è il primo sindaco del Veneto condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa ed è anche il primo sindaco veneto in carcere per la pena che la Cassazione ha confermato, 2 anni e 2 mesi, nonostante la scelta del rito abbreviato per usufruire degli sconti di pena. È prevedibile però che la detenzione per Teso non si prolunghi a lungo. I difensori del 74enne potrebbero richiedere la scarcerazione per i problemi di salute legati alla sua età. La sentenza della Cassazione ha messo fine per lui a una vicenda giudiziaria iniziata 4 anni fa con la retata contro i presunti esponenti del clan dei Casalesi che avevano imperversato nel Veneto orientale, clan con a capo Luciano Donadio, che era riuscito negli anni a tenere sotto controllo, secondo le indagini, l'amministrazione comunale. Per l'accusa Donadio aveva dato appoggio elettorale in cambio di favori. I PM della procura antimafia nel frattempo hanno chiesto una condanna a 30 anni di reclusione a carico di Donadio e per il boss Raffaele Buonanno, per i quali in aula bunker a Mestre si sta ancora svolgendo il processo. Per la sentenza bisognerà attendere ancora qualche mese. Iscritto dal 1968 alla Democrazia Cristiana, Graziano Teso è stato eletto consigliere comunale per la prima volta nel 1985. È stato vice sindaco dal 93 al 95. Nel 2000 passò a Forza Italia, diventando responsabile provinciale per gli enti locali del Partito della Libertà. Nel 2004 è stato eletto sindaco per la prima volta, rimanendo in carica per meno di 2 anni. Il secondo mandato lo ha svolto dal 2006 al 2011, nel 2016 era stato eletto vice sindaco per la seconda volta.